Cerimonia di insediamento stamani presso la caserma provinciale dei Carabinieri di Agrigento alla presenza del comandante colonnello Vittorio Stingo, del tenente colonnello Vincenzo Bullà, neo comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Agrigento. Insieme al tenente colonnello Vincenzo Bullà è stato anche presentato il sottotenente Vincenzo De Felice, chiamato a guidare la tenenza dei Carabinieri di Ribera. Per il tenente colonnello Vincenzo Bulla, che ha assunto anche il vicecomando provinciale dell'Arma, si tratta di un ritorno nell'Agrigentino, essendo stato anche alla guida della compagnia di Cammarata, mentre per il sottotenente De Felice si tratta della prima esperienza professionale in Sicilia, essendo stato nel recente passato comandante in una stazione dei Carabinieri in Piemonte. Per me è un ritorno nella provincia di Agrigento e per questo sono particolarmente onorato. Ringrazio il Comando Generale per l'opportunità che mi ha concesso, la fiducia che ha avuto nei miei confronti per questo rientro ad Agrigento. Il mio impegno sarà il massimo che io posso dare, spenderò tutte le mie forze a servizio della collettività di tutta la provincia. La lotta alla mafia resta sempre al primo posto? La lotta alla mafia è sempre al primo posto, è fra le nostre priorità. Anzi, la priorità principale, possiamo dire. Sono molto onorato di questo nuovo incarico e al tempo stesso sono consapevole dell'enorme sforzo che dovrò produrre per cercare di garantire a quella cittadinanza quanta più sicurezza possibile. Cercheremo in ogni modo quindi di essere il più vicino possibile ai cittadini e da parte nostra l'unica promessa che mi sento al momento di fare è quella che ci sarà il massimo impegno da parte mia e di tutta la tenenza di Ribera. Ribera recentemente è stata caratterizzata da forti movimenti di spaccio di droga, addirittura sono state anche delle persone uccise. Ecco, in questo senso quale sarà il suo impegno verso questo settore, in particolare ovviamente senza trascurare gli altri? Ho avuto modo di vedere l'ottimo lavoro fin qui fatto dai colleghi che sono tuttora presenti a Ribera e da chi mi ha preceduto e quindi l'idea è quella di iniziare e di continuare su quella stessa strada già tracciata dai colleghi e al tempo stesso di cercare di fare quanto di più per prevenire questi fenomeni di spaccio. Quindi chiediamo anche la collaborazione alle varie associazioni e istituzioni presenti sul territorio di Ribera e limitrofe.